Allora, per me è un onore avere qua una scrittrice che è un'amica che conosco, però per me è una di quelle scrittrici vere, no? Che sono d'orgoglio per il nostro Friuli Venezia Giulia, no? Capiremo poi perché, appunto, sia leggendo il libro, ma oggi anche magari conoscendoti, magari con questa presentazione, no? E siamo qua presenti, io sono Romano Palugnac e poi c'è anche lo storico Sì, dai, passiamo. Tonino, Sì, Mauro Tonino. Mauro Tonino, no? Perché siamo presenti noi? Perché il titolo di questo libro è Passi leggeri tra i ricordi, no? E quindi io sono un istruttore sportivo della camminata che porta dei vantaggi oltre che sportivi, quindi del benessere, ma anche mentali, no? Perché? Perché quando si cammina comunque nella natura, quindi outdoor, abbiamo questa opportunità anche di osservare il paesaggio. Martina, che ha scritto questo libro, è un po' come camminare, no? Perché leggendo il libro ti dà l'opportunità di viaggiare con la mente, no? Quindi di camminare in tutto il nostro Friuli Venezia Giulia, no? E questa è una cosa molto bella. L'altro aspetto è quello storico, perché lei cita con dovizia di dettagli molti luoghi a noi conosciuti, che magari siamo stati, oppure che ci andremo, perché veramente ti invoglia con il suo incedere delle parole che veramente ci mette anche il sentimento e dei ricordi che sono anche storici, no? E di qua volevo anche fare una breve presentazione, anche se in realtà ha fatto molte cose, quindi mi dilungherò un po' sulla presentazione di chi è Martina, no? Campagnolo. Allora, intanto ha scritto 2 tesi di laurea, no? E questo già è una cosa che non è da tutti. E ci sono, dopo ci spiegherà lei anche che tipo di laurea ha fatto, perché lì si capirà perché comunque il libro ha delle valenze veramente importanti e dei riferimenti storici. Poi lei gli farei subito un applauso perché sarà il nostro orgoglio, perché sarà presente al Salone del Libro di Torino, no? E quindi Grazie. ecco, e quindi anche per noi un onore essere qua con lei. Un'altra cosa importante che ci tenevo a dire è che ha vinto già un premio, poi non so se ne ha vinti altri, ma uno di sicuro per me mi ha colpito molto perché nel 2021 ha vinto il premio nella sezione dedicata agli haiku, che poi ci spiegherà anche per chi non conosce questa sezione, no? Ma comunque, quindi in questa sezione è arrivata al primo posto del premio letterario dentro l'amore. E quindi capiremo anche che c'è sentimento in questo libro. Assolutamente, il sentimento c'è sempre, quello Ecco. c'è sempre. Ecco, l'entusiasmo c'è, come vedete c'è l'entusiasmo, ho letto alcune parti, dopodiché magari toccheremo, magari se ci dà l'opportunità anche di leggere e di svelare alcune frasi che ci sono qua dentro. È un libro importante perché coglie anche lei delle citazioni di alcuni autori famosi e quindi che ci portano dei messaggi importanti, no? E direi che un'altra cosa importante è che adesso vi leggo anche un po' di alcune frasi della prefazione e dopo lascio la parola a Martina, no? Ci tenevo a dire anche quest'altra cosa qua che per me è importante. Allora, uno che è legato alla camminata. Leggere è come camminare. Oppure si può dire che camminare è come leggere, no? Perché quando cammino, salutiamo anche
il titolare di questa realtà qua, l'agriturismo Terre Petrusa, Giorgio, no? E non è solo, perché comunque ci sono altre persone che comunque fanno parte di questa azienda, anche perché è un'azienda comunque che offre tante opportunità, sia dal vino biologico che comunque avremo modo di assaggiare, stiamo già facendo, alla birra biologica, che ha il nome della figlia che abbiamo visto prima qua, Greta, no? E poi, se avrete modo, anche chi si ferma anche di degustare veramente anche alcune delizie dal punto di vista gastronomico, no? Nel libro, quindi volevo dire che è importante leggerlo con un certo spirito, quindi del camminare, perché anche quando noi camminiamo osserviamo, no? E poi nel libro poi lei racconta alcuni posti, tipo si va a Illeggio, va verso la chiesa, verso la Pieve, no? Passa per un cimitero, si ferma, no? E lì riaffiorano da una fotografia, riaffiorano i ricordi, quindi si trova anche se stessi, anche quando non si vuole, perché se io vado nel cimitero dei miei genitori, mia mamma che è venuta a mancare l'anno scorso, vado di proposito, no? E penso a lei, ma se io vado casualmente in un cimitero, magari come è andata Martina, ce lo racconta nel libro, la sua protagonista, perché ci sono dei protagonisti, no, nel libro, Sì. che dopo svelerai, lì il protagonista ritrova anche se stesso nei suoi ricordi. Io direi, no? che non è il caso di svegliargli Tutto? Non vuoi? tutta la trama, perché sennò gli togliamo il piacere della lettura. Allora, no? la mia domanda che vi faccio: può un libro cambiarti la vita? Forse no, ma i tuoi ricordi sì. Ed è questo perché il titolo è A passi leggeri tra i ricordi, no? Quindi non è solo il camminare, ma è anche tra i ricordi. Leggo velocemente. Allora, è una prefazione, tra l'altro, importante, che a nome di Adelia Rossi, no? Che scrive che si è subito innamorata di questo libro perché ha trovato molti punti di quelli che si aspettava, no? E soprattutto la prima cosa che si evince dell'opera è l'attaccamento di Martina Campagnolo alla propria terra, no? E un altro passaggio che descrive con ricchezza di particolari come se in un certo momento della sua vita volesse recuperare attraverso la memoria di più generazioni le sue radici. Quindi qua ci inorgoglisce tutti di essere poi friulani, perché come lo racconta lei ci ritroviamo, quindi quando leggiamo il libro anche noi ci ritroviamo in alcuni passaggi. Lei ha vissuto per un periodo anche a Firenze, no? E Sì. anche in Francia, che l'ha portata lontano dal Friuli, poi è ritornata e adesso ne siamo felici. E vi svelerò una cosa: quando abitavo in Francia, una delle cose che mi mancavano di più della mia terra era la polenta di mia nonna, perché sì, si poteva trovare la pizza, si poteva trovare tutto quello che si voleva, tutti i piatti del mondo, ma la polenta friulana non si trovava. So che sarà strano, ma è proprio la realtà, no? E sono quei piatti che ti ricordano proprio la tua terra, la tua famiglia, no? Le tue tradizioni. Una scrittrice poco tempo fa mi ha fatto un'intervista e mi ha chiesto se la polenta per me era un elemento narrativo. Ho detto sì, per me la polenta è un elemento narrativo perché rappresenta veramente tante cose. Però non voglio distogliermi dalla domanda di Romano. Il libro si chiama appunto A passi leggeri tra i ricordi e questo titolo ha un po' una valenza anche simbolica, no? Perché i ricordi ovviamente evocano un po' il passato, no? Questi passi leggeri hanno due significati, uno metaforico e un po' psicologico, che è quello di addentrarsi, no? In un mondo attraverso appunto il vissuto, forse di chi ci ha preceduto, per ritrovarsi, quindi una ricerca anche di sé. Dall'altra parte si arriva ai passi leggeri, quasi una camminata
veloce, e dopo però un percorso faticoso, perché cercare le proprie origini, cercare le proprie radici attraverso i ricordi e un certo tipo di vissuto non è mai così semplice. Quindi aveva questa doppia funzione e in effetti quando la mia editrice mi ha proposto, la mia editrice è Convalle Edizioni, mi ha proposto questa immagine, mi è piaciuta molto perché evocava anche questa ricerca, no? Che è una ricerca metafisica da una parte, ma c'è anche una ricerca e anche una camminata che, come diceva per esempio Mario Rigoni Stern, ve lo leggo: basterebbe una passeggiata in mezzo alla natura, fermarsi un momento ad ascoltare, spogliarsi del superfluo e comprendere che non occorre poi molto per vivere bene. In effetti è proprio questo, no? In un periodo in cui siamo circondati forse dal consumismo, da una serie di cose e anche da un flusso vitale così rapido, così veloce, così stressante per tanti aspetti, in cui dobbiamo sempre correre, allora fermarsi un attimo a camminare piuttosto che correre significa anche avere la possibilità di osservare più da vicino, di chinarci oppure di alzare gli occhi e vedere quello che ci circonda. Quindi in questo senso sicuramente. Mm. A me piace molto quando lei parla e anche leggere il libro si ritrovano appunto molti dei suoi concetti, perché io che sono anche istruttore della Scuola Italiana di Camminata Sportiva, che dico dal punto di vista scientifico e medico che cosa fare, cosa è utile fare, quindi anche per la camminata sportiva, e il fatto anche di essere leggeri come la piuma. Lei l'ha appena detto che appunto il camminare bisogna essere leggeri, no? E per alleggerire la mente, perché non solo il corpo, bisogna anche saper osservare, no? Osservare quando si cammina. Quindi magari mi piacerebbe che tu leggessi una parte dove proprio c'è questo camminare che veramente è un qualcosa di leggero. E ti faccio subito l'altra domanda, perché c'è un punto anche che tu vai con la tua famiglia anche in alto, nelle Alpi, e dove c'è un lago, no? Sì, sì, ed è forse lo stesso passo, no? Vi leggo un pezzo allora, poi insomma ne parleremo insieme. Il capitolo si chiama In cammino tra le radici. Oggi sono a fare un'escursione in montagna con alcuni amici di famiglia e i nostri figli, proprio qui alle sorgenti del Piave, dove venivo spesso con mio padre quando ero bambina. Siamo in 5, ma io mi ritrovo sempre in fondo, alla fine, non perché non riesca a stare al passo con gli altri, quanto per il fatto che mi soffermo su dettagli che per il resto del gruppo sono irrilevanti. Quando cammino respiro a fondo e questo mi fa sentire viva. L'aria entra nei miei polmoni e li rinnova. Li sento muovere, gioire come tante foglie che si dispiegano ai raggi del sole. Li sento oscillare al vento, fremere, ringraziare. È una sensazione che si propaga lungo le braccia, le mani, il corpo. L'ossigeno invade il cervello e gli occhi si colorano di germogli. Passo dopo passo avanzo, mi faccio strada tra i cespugli, tra le radici degli alberi che disegnano trame inimmaginabili. Mario Rigoni Stern, nei suoi romanzi, descriveva spesso le camminate lungo le pendici delle Dolomiti ed era proprio durante quei tragitti in solitaria che un fluire di ricordi e di pensieri sotto forma di flashback si impadronivano di lui. Questo capita sovente anche a me, soprattutto quando mi inerpico sui sentieri da sola. E qui si parla sei appunto, emozionata, no? un po' sì, ci sono dei punti in cui sì, quando li rileggi magari ti emozionano perché ripensi anche a delle camminate vere che hai fatto, no? Dei luoghi che per te rappresentano qualcosa, no? E questo è anche un espediente letterario, perché nel momento in cui la protagonista, che non sono io ovviamente, ma è un personaggio immaginario, perde questo medaglione, questa perdita diventa quasi simbolica, no? E da lì poi si snocciola il resto del libro. Sì.
approfitto per dire che tra di noi c'è un altro artista che ho voluto che fosse presente, perché i quadri che vedete sono delle foto macro, no? Quindi sono delle foto che ha fatto Barbara Malamocco. Sei tu? E come vedete ho voluto, perché siccome il libro parla dei luoghi del Friuli Venezia Giulia, queste foto sono del Friuli Venezia Giulia, no? E sono cose che noi camminiamo, a spesso magari allora, la differenza tra vedere e osservare c'è un abisso, no? Quindi spesso vediamo ma non osserviamo. Allora, volevo fare subito un veloce quiz, poi ci diamo la parola, no? Anche allo storico, che ringraziamo per la sua presenza. Allora, cosa vedete là? È un fiore che si vede spesso, soprattutto quando c'è il sole. Ce n'è tantissimo adesso. Però una prospettiva Però, particolare. ecco, non sono riuscito neanche io così al primo impatto a capire. Poi lei perché lei fa anche delle foto a tema, che quindi magari ci sono 4 passaggi, 4 momenti che ti fanno capire un po' il prima e il dopo, no? Però quello lì è un crocus, no? Però visto così non sembra, no? Quindi se volete scoprire la foto dove si vedono anche il prato di crocus, lei ha una mostra al castello di Partistagno, che è ad Attimis, che è visitabile, è stato ristrutturato, e quindi i Friuli veramente ci riserva molte cose. Quindi quando leggerete questo libro troverete tanti passaggi nel nostro Friuli Venezia Giulia. Infatti tu non mi hai chiesto, c'era una domanda che mi avevi detto che mi avresti fatto, ed era quali sono i luoghi del Friuli Venezia Giulia che vengono menzionati, no? Ti sei Non so se puoi dimenticato? dirlo. No, se no. Beh, insomma, Non sono ho finito le tanti. domande. Ah, ma hai detto che passavi la parola allo vabbè, storico, sì, ma dopo, no? dopo. E così ti stanchi un po'. Se volete prendere anche questo qua, no? Cos'è? Cosa abbiamo? La portiera facciamo noi col creme. Dei treni molto Interessante. Sì. Molto. Bene, intanto facciamo un Quindi brindisi. facciamo perché- veloce la prossima. perché è in onore del Sì. titolo, che era aperitivo con l'autore, no? Sì. E quindi cin cin. Viva. Chi vuole può anche fermarsi dopo a cena, e dopo magari Giorgio ci racconterà che cosa abbiamo. Quindi, ritorno dopo io. Adesso andiamo avanti.